Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto dal vostro caro Marco Genduso qui pronto per commentarvi la sfida valevole per il campionato di Serie C2 che vedo scendere in campo Palermo Futsal Club, squadra di casa, e Club Olimpia. Una gara sicuramente molto importante, bisogna sicuramente partire da quella che è stata l'andata di tra queste due formazioni con la vittoria del Club Olimpia con il risultato di 8-7, una partita che però ha visto il Palermo Futsal Club cambiare veramente tanto in tutto e per tutto. Tra l'altro il Club Olimpia è una delle tre squadre che al momento è riuscita a battere in campionato proprio rosanero, le altre due sono Bisacquino e Pioppo, squadre che sono al momento al secondo e terzo posto. Nel frattempo con il signor Graziano ma anche con le trombette entrano in campo i giocatori. Sempre prontissimo a capitanare queste iniziative il direttore commerciale nonché team manager Filippo Alario, poi anche la parte di pubblico rosanero. Vediamo infatti presente Luca Vivarelli qui in tribuna ad applaudire i compagni, oggi non convocato. Oggi fuori dai convocati anche altri giocatori molto importanti come Ciccio Catane ad esempio, che noi chiaramente salutiamo, ci starà seguendo da casa in questa diretta. Il tempo dichiara si è un po' distaccato dagli altri. Non convocati nemmeno Gabriele Cirafici, Danilo e Diego Alario, però presenti qui in campo, o meglio sugli spalti per tifare per i propri colori. Presenti anche Lorenzo Chinnici, che è anche l'unico squalificato della formazione rosanera, e dunque una brutta assenza per mister Gentile, che però può vantare un roster molto importante. Difatti lo stesso Chinnici ha parlato dell'importanza di avere una rosa competitiva, una rosa lunga per poter sopperire a tutte le assenze. Nel frattempo noi continuiamo anche con la nostra presentazione facendo tantissimi auguri a Peppe Velardi che quest'oggi compie gli anni. Vediamo quali saranno le scelte, facciamo il nostro classico gioco tra i pali. Dovrebbe partire Calì, poi La Fiura, Franco, Di Chiara e Fiorentino. Questa le nostre idee, ne abbiamo indovinati però 4 su 5, perché c'è sì Fiorentino, c'è sì Franco, c'è La Fiura con la maglia numero 19, non la sua maglietta classica, però c'è Pisani e non è Di Chiara, e dunque questo è il quintetto di mister Gentile. Nel frattempo dall'altra parte vediamo sicuramente con la maglia numero 5 Bruno Scibilia, vediamo con la 27 Pirrone, in difesa Gugliaro. Nel frattempo inizia anche il match e a concludere vediamo Colomba e tra i pali Renda. Franco, il dribbling su Scibilia, voleva subito l'interno, l'ha anche ottenuto. Fiorentino lascia lì scorrere Pisani per capitano La Fiura, che guarda la porta, torna dopo la squalifica nel match contro il Giudecca. Ricordiamo, lui non è sceso in campo perché stava scontando una serie di ammonizioni prese, l'ultima contro il Gesan nella grande vittoria con un super Emanuele Fiorentino. Franco con la punta calcia molto male. Andrà Renda subito a tempo panchina per il capocannoniere di questo campionato, ovvero Massimo Gugliaro, classe 2004. Concludiamo invece con le nostre statistiche, perché il Palermo Futsal Club, ricordiamo, è al primo posto con ben 36 punti, 72 gol fatti, 47 invece quelli subiti, che li portano ad essere il terzo miglior attacco ma anche la seconda migliore difesa. Dall'altro lato invece il Club Olimpia sicuramente non brilla in fase difensiva, tanto a Gugliaro che invece in campo va giù, scontro con La Fiura e anche cartellino giallo per Vito La Fiura dopo appena 1 minuto e 10, era subito uscito in porta. Sorriso un po' ironico da parte del 10, che invece parte come pivot. Non l'avevamo forse notato nel quintetto iniziale, ma è così, e di conseguenza è calcio di punizione, fallo quindi del capitano, che fa vedere anche il numero di maglia, lui che solitamente dicevamo indossa la numero 9, oggi invece la 19, poi vi chiederemo perché e il motivo. Dicevamo, non ne brilla invece in fase difensiva il Club Olimpia, ma lo fa invece anche tanto in attacco, con il quarto miglior attacco, avendo fatto 70 gol, ne ha invece subiti 2 in più, dunque 72, essendo anche la quarta peggiore difesa. Andrà Colomba a battere in barriera solo La Fiura, che è tornato, ricordiamo, dopo la squalifica. Colomba! E qui Calè va con i pugni molto forte. Franco si autolancia, forse c'è fallo di Agogliaro, ma chiedere comunque subito scusa a Franco, non era un fallo cattivo chiaramente.
c'è il fallo da ultimo uomo, signor arbitro. È il fallo, è la cattiveria, quello non è ultimo uomo. Quindi come questo è quello? La calcio di punizione tra Pisani frattempo Mr. Gentile a colloquio con il direttore, il signore Tullio Graziano, iscritto molto importante in categoria. Andrà Franco, uno schema, la Fiura per Franco che calcia, murato da Colomba, poi esce bene Pirrone, sarà rimessa Rosanero con Fiorentino, lui che era un assente di quella sfida nel girone di andata. Poi Pisani calcia da fuori, diciamo, Fiorentino non ha giocato la partita per infortunio, lui infatti è arrivato poi dalla giornata successiva contro l'Altofonte, iniziando veramente con il botto, quella che è stata la sua avventura in maglia rosanero, lui che è stato probabilmente l'acquisto più importante, quello più rumoroso comunque della campagna acquisti delle DS Giorgio Buffa, che ha fatto veramente dei colpi molto molto interessanti. E Fiorentino è stato probabilmente la ciliegina. Agugliaro contro Calè e buca il portiere, continua a segnare Massimo Agugliaro, fa 1-0. Un Palermo Futsal Club non messo bene in campo in questo momento, con diversi errori, anche forse con qualche dribbling di troppo. Nel frattempo Fiorentino carica un po' i suoi dicendo passiamoci maggiormente il pallone, perché è questo quello che non sta funzionando. Franco sbaglia il passaggio, la Fiura con il tacco lascia lì, Franco per Fiorentino mette ancora dentro, palla che rimane sempre lì e Pirrone ne esce bene con i muscoli, poi Fiorentino va a lottare, è molto dolorante Pirrone, e poi la Fiura mette il pallone fuori sportivamente, ma è stato sicuramente il signore Graziano a dire di farlo. Poi si rialza Pirrone, molto dolorante lo scontro con il suo diretto avversario, 0-1 il risultato, dicevamo, poi pallone subito dato da Scibilia. Fiorentino, Pisani, subito un Palermo molto offensivo con Fiorentino, Pisani, Franco e la Fiura, però al momento non sta praticamente servendo a nulla, il risultato è di 0-1 con Agugliaro che ha sfruttato l'unica occasione al momento creata con qualità. Pisani, Franco, calcia, palla fuori. Questa era una gran bella azione con Pisani che aveva servito bene il compagno, Pisani che al momento gode di un grande momento di forma, non soltanto in zona gol ma anche in zona assist, scorso partita infatti ne ha fatti ben 2. Oggi la bella notizia sicuramente è la presenza di Gennaro nel gruppo dei convocati, lui che è stato assente da diverse partite, l'ultima contro il Marsala in campionato, insomma si parlava di dicembre, più di un mese fuori, oggi è tornato, insomma. Tanto Fiorentino lotta con Agugliaro, poi Calì, Franco, adesso c'è una sobrietà numerica, Franco con la punta, palla fuori, non di molto, ma sempre pericolosissimo, 1-0 Franco. Per Franco sono 11 gol e 11 assist in campionato, anzi 12 gol e 11 assist in campionato, veramente una stagione da urlo per l'ex Pioppo, anche lui è arrivato in questo mercato estivo e nel mercato estivo, insomma, una grande stagione, ancora siamo praticamente a metà. Pressione alta di Pisani, la Fiura, ultimo tocco poi di Colomba, grande partita nel match di andata per lui, così come in realtà un po' tutti. Franco, Fiorentino mette leggermente in controtempo il numero 27 che riparte da Vito La Fiura. Quando sono passati ormai 7 minuti, allarga Pisani, non ha spazio, infatti torna da Franco, ancora Pisani, se salta nome, calcia, lo fa adesso, prende in pieno Colomba ed è ancora corner, si cerca tanto il tiro da fuori, però forse non è proprio una soluzione correttissima perché
al momento non sta portando i frutti sperati. Fiorentino, rulleta, grande giocata, lasciano il pallone per Franco, di ritorno Pisani mette sul secondo palo, palla che passa ancora Pisani, l'arpiona ma non basta per portare il suo aggancio poi in zona offensiva, poi Colomba rischia tanto, infatti getta il pallone fuori sulla pressione di Fiorentino. La Fiura, poi Fiorentino rischia tanto ancora qua. Palermo Futsal Club che non è partito bene ormai. Abbiamo detto, Franco punta l'uomo, va sul destro, può calciare, Agoiaro mette lì la spalla nel punto giusto, palla in calcio d'angolo ma continua a crescere il Palermo. Sarà calcio d'angolo con Antonio Pisani, schema per la Fiura, gancio non è dei migliori, la difende molto bene, calcia con il mancino, Renda, poi non ne blocca in modo corretto. La palla poi viene data direttamente a Calì e adesso Fiorentino. Franco. Fiorentino. Prova a entrare dentro. Più buona la chiusura di Agoiaro, sempre molto utile anche in fase difensiva. È un giocatore molto interessante Agoiaro. La Fiura centrale per Pisani, anticipato da Colomba. Nel frattempo si è alzato dalla panchina, anzi si sono alzati dalla panchina di Chiara, Nicchia e Gennaro che potrebbero fare il loro ingresso forse per Pisani, Franco e la Fiura. Franco 1-2 con Pisani, palla fuori sull'esterno della rete, ma grande azione ancora del Palermo Futsal Club che adesso meriterebbe qualcosa in più, però il risultato comunque rimane sempre di 0-1. Poi Agoiaro per Colomba, anzi per Scibilia che fa il gol dello 0-2, cuore verso la telecamera, un brutto errore ancora della difesa rosanero. Calì non fa nulla ed è 0-2. È uno 0-2 a freddo, anzi a freddissimo. Cambi subito per Mister Gentile, dentro Gennaro per la Fiura, dichiara Nicchia per Franco e Pisani. Forse il migliore era Franco al momento, ma qualcosa non ha funzionato. Insomma, l'assenza poi anche di Chinnici sta sicuramente pesando tanto in campo, però non deve essere una scusante, non deve essere una giustificazione, perché l'assenza di un giocatore, seppur centrale, insomma, non deve portare a questi cali incredibili che al momento stanno portando il risultato sullo 0-2. Calì, Nicchia se la porta avanti, scivolata di Scibilia, anche dolorante qui Nicchia. Forse c'è bisogno anche di un cambio, vediamo, perché veramente tanto dolorante. Al primo pallone toccato Nicchia praticamente è in lacrime quasi Nicchia, tanto dolorante. Minuto 10 di gioco. Nel frattempo fuori Nicchia subito, non può nemmeno mettere la caviglia a terra, questa è una brutta notizia. Dentro Sujan a freddo, Fiorentino vuole il dribbling, non riesce, palla per Sujan che fuori una finta, gli riesce, e ancora Fiorentino, palla il destro, Fiorentino prende in pieno Gennaro, sarà rimessa dal fondo. Andrà Renda con le mani. Club Olimpia che è la squadra anche della gara di andata, che ha subito fatto tanti gol all'inizio per poi gestirla, poi ancora Fiorentino si dichiara sulla linea quasi con l'addome a salvare tutto. Dichiara, si porta avanti il pallone sul secondo palo, palla che non passa, dichiara ancora, lo fa adesso, Renda la tocca, quasi un cross da calcio a 11 per lui, si tocca lì dove fa un po' male, dichiara, tutto ok però. Sujan, Gennaro, forse palla che doveva passare, perché almeno come era messo il corpo di Gennaro, che si gira molto bene. Gennaro fa bella giocata, Gennaro calcia, Renda non arriva sul pallone perché la tocca prima un difensore, ma Gennaro sta tornando. Questa è sicuramente una buona notizia per i ragazzi di del presidente Pazzaia. Aguiaro va giù, ma si continua, non c'è nulla. Scibilia
Palla di nuovo in verticale, Cali blocca. Adesso Fiorentino, c'è lo spazio. Club Olimpia un po' spaccato in mezzo, fa una buona giocata. Fiorentino allarga adesso per Gennaro, molto largo di ritorno, sbaglia il passaggio, ma ancora Gennaro, ancora con il destro, Renda la riesce a respingere, non a bloccare, e viene respinta adesso. Poi non c'è nulla Fiorentino e invece c'è qualcosa. Fallo di Gennaro. Adesso Palermo Futsal Club è veramente un po' troppo nervosa ed effettivamente Agugliaro regala a Calì. Fiorentino. Gennaro, scambio con Di Chiara, gliela dà di ritorno, De Chiara! Spreca tutto, un Palermo Futsal Club un po' troppo nervoso e anche sciupone adesso. Qua ce l'hai. Andrà Renda, ma corto però. Qui Lorenzo Chinici da fuori che cerca di un po' giostrare i propri compagni nei movimenti. Dichiara Fiorentino, c'è Sujan sull'out di sinistra, la gancia con la suola, sempre molto elegante il numero 8 Sujan, calcia, Renda, ancora una volta. Ti chiedo scusa, è Longo il cognome del portiere, non Renda. Quindi bella parata su John da parte di Longo. Poi Gennaro al volo, dichiara quasi a parare il tiro del proprio compagno. Adesso Calì, nel frattempo chiamato al cambio su Gian. Forse per Nicchia, vediamo. Sì, Nicchia è pronto a rientrare. Gennaro fa un buon lavoro col fisico, mette dentro questo pallone, diventa quasi un tiro, che Longo invece mette ancora in calcio d'angolo. Che partita per il portiere. È rientrato Nicchia, uno dei giocatori anche qui più in forma dei rosanero. Palla dentro, respinta, Gennaro da ultimo. C'è Colomba che stava aspettando. Nicchia. Fiorentino. Qui il dribbling è un po' rischioso perché Colomba era lì, l'aveva anche toccata effettivamente, poi Agugliaro da pivot. Fiorentino, Gennaro si gira, Fiorentino! E qui Longo praticamente di sopra, contropiede con Agugliaro, va sul fondo Agugliaro, palla fuori, non di molto, ma quanti rischi. Dichiara Nicchia, rientrato dopo la botta nel contrasto con Scibilia. Fiorentino vuole adesso ma sbaglia ancora una volta. Vediamo se lo trova ancora Agugliaro, tocco morbidissimo, vuole fare un grande gol, ma le qualità ci sono e ci prova, fa bene. Fiorentino. Nicchia, c'è il pallone. Dichiara Gennaro. Nicchia, palla per Fiorentino, vediamo cosa crea, sbaglia per il dribbling, ci non sembra in partita. Dottor Raneri con la maglia numero 3, poi Agugliaro rientra, può calciare col destro ed è 0-3, sta facendo tutto lui, 0-3. Una sconfitta questo pomeriggio potrebbe veramente costare tantissimo al Palermo Futsal Club, in vista anche del match del Pioppo contro il Retro San Vincenzo. In qualora vincesse andrebbe addirittura a superare i ragazzi di Mister Gentile, ma ancora il campionato è tanto lungo. Nicchia. Gennaro, sembra quasi un replay della gara di andata. Poi Nicchia alle spalle. Dichiara, lascia col tacco, sempre molto elegante. Fiorentino al centro, Gennaro lotta con Pirrone che non lo fa girare, fa un buon lavoro e non c'è nulla.
Gennaro dice di aver subito fallo, non per il signor Graziano. Dichiara. Sbaglia, dichiara, poi Fiorentino mette una pezza come può. Raneri, ubriaca di finta e dichiara, riesce anche a passare. Calì, quasi al limite della di rigore, va a respingere il pallone, regalando poi a dichiara. Adesso Gennaro, buon dribbling, va giù, questa volta c'è fallo. Intanto giallo per Gennaro. Giallo per Gennaro, probabilmente per proteste, per aver detto qualcosa di troppo, forse. E giallo anche per Calì. Giallo per Calì che probabilmente è uno dei giocatori più calmi sicuramente di Rosanero, non ha quasi mai preso cartellino, oggi insomma lo prende. Pensare che Calì possa aver detto qualcosa di troppo è un po' difficile. Calì è un giocatore molto molto corretto, però nel frattempo time out che viene chiamato da mister Gentile. Nel frattempo mister Gentile anche a parlare con Teriera, sta dicendo ai ragazzi di andare tutti in panchina. Una gara al momento negativissima per il Palermo Futsal Club. Mister Gentile sta cercando di fare cambiare quelle che sono le sorti di questo match, perché al momento non sta andando bene questa partita. Mister Gentile lo sa e sta cercando adesso di trovare delle soluzioni per poter ribaltare e non rovinare un campionato al momento spettacolare. Nel frattempo invece il Club Olimpia un po' più che parlare di tattica, di campo eccetera, stanno maggiormente riprendendo le forze, anche perché sono soltanto 9 giocatori convocati quest'oggi dal tecnico, 8 di movimento, di conseguenza insomma bisogna un po' ripristinare le forze. Sarà il calcio di punizione con Fiorentino ma anche Gennaro. Adesso un Palermo Futsal Club veramente irriconoscibile per questi primi 20 minuti, forse i peggiori 20 minuti della stagione. Fiorentino schema per Nicchia, palla fuori. Longo, Pirrone con Gennaro alla meglio, poi dichiara, buona la finta, dichiara, può calciare, dichiara e sbaglia tutto, c'era Gennaro solissimo, ma qui adesso c'è un po' di egoismo anche in campo e non va bene questo. Nicchia molto alto a pressare, non è però è anche in out. Tacco, scivola Fiorentino, poi Agugliaro. Ed è giallo per Fiorentino. Giallo anche per mister Gentile. Giallo per Fiorentino, sicuramente il fallo c'è, infatti non dice nulla, però il giallo sicuramente è fortuito perché la palla la cercava, però insomma. Stai facendo una figura davanti alla TV veramente indecente. La palla vuole prendere, la palla! È lampante che vuole prendere la palla, Del calcio di punizione, assenza, ammonizione pesantissima, quella di Fiorentino che era pure diffidato e dunque salterà il match con l'Altofonte. La calcio di punizione quindi con Pirrone che però parla con Agugliaro, vediamo se magari il 10 calcerà, perché per il destro che c'ha, insomma potrebbe anche provarlo, sicuramente non sarebbe una scelta sbagliata, infatti è così per Agugliaro molto forte per in pieno Gennaro, poi Pirrone con Calì che mette le mani. Io lo voglio lasciare, io non lo vorrei manco vedere.
Pirrone, palla alta a mettere un po' in difficoltà Raneri, c'è Nicchia, proprio il tacco, forse anche tunnel però, palla fuori. Fiorentino, centrale, Gennaro, buon lavoro, si gira, Gennaro, Longo, cosa parate 2 volte? Adesso anche un po' di sfortuna però, perché Gennaro ha fatto un lavoro impressionante in attacco. E Longo sta facendo forse la partita migliore della sua stagione, perché il Club Olimpia è la quarta peggiore difesa, ma oggi non si sta vedendo. Fiorentino, Nicchia a liberare, c'è Di Chiara, ma lui serve Gennaro che comunque sembra stare bene. Fiorentino, l'ultimo tocco è verde e dunque rimessa Rosanero. Di Chiara, Nicchia per Di Chiara di ritorno, Di Chiara mette dentro Gennaro e torna con il gol. Gabriele Gennaro fa esultare il popolo rosanero. 1-3 e poi il cuore verso la fidanzata Giorgia, come sempre presente in ogni partita per tifare la sua dolce metà. Pirrone, pressione alta Di Chiara, l'ultimo tocco è proprio dello stesso numero 23. Vediamo se ci sarà qualche altro cambio, che Franco era sicuramente il migliore, ma abbiamo visto soltanto i primi minuti, poi niente più. Fiorentino con Agugliaro. Poi Raneri la tocca a Scivilia, ma palla anche fuori. Nicchia per Gennaro, stava giocando bene Gennaro, ancora apre Fiorentino, può guardare, calcia, vediamo, sinistro, destro, Scivilia super, poi allontana come può e lo fa anche in buon modo in questo caso. Pirrone che è super utile. Di Chiara, Gennaro di ritorno, Di Chiara, palla che rimane lì, si alza, va già Di Chiara a terra, non c'è nulla, si chiedeva un tiro dal dischetto ma non c'è nulla. Agugliaro con il sinistro, può calciare, vediamo, mette dentro per Pirrone e fa il gol dell'1-4, funziona sempre il contropiede. Dentro Vitiello, fuori Fiorentino, perché ha fatto 2 gol nello scorso incontro con il Giudecca. Vitiello, Nicchia. Al momento il contropiede sta funzionando per il Club Olimpia, che il Palermo sicuramente attacca di più, però attaccare di più non è sempre sinonimo di giocare meglio, o meglio giocare in maniera concreta, che è più corretto da dire in questo caso. Cali, Di Chiara, Nicchia, attacco, Di Chiara è molto veloce, forse è un po' troppo, poi rientra e passa, però c'è anche il campo fuori. Agugliaro di ritorno, buona la palla, l'anticipo con Cali, poi rimaneggio, se no lo vorrebbero giocare però. Poi Raneri cerca di fare rispettare un po' Scivilia, si sta rialzando, molto dolorante. Gioco piuttosto spezzettato, nel frattempo è Grillo con la 22, vediamo, ci sarà sicuramente un grosso recupero perché non si è giocato moltissimo. Nicchia va sul destro, si ferma, Vitiello, se calcia, lui che ha un piede molto caldo, come settimana scorsa lo aveva, poi vediamo se anche oggi. Nel frattempo Di Chiara sbaglia il passaggio, non una buona gara per Di Chiara quest'oggi, diversi passi indietro per il numero 23, fuori Nicchia e fuori anche Gennaro tra poco, dentro nel frattempo Franco e poi sicuramente capitano La Fiura. Franco, palla dentro per Di Chiara col tacco che non tocca, c'è forse un tocco, no, non c'è nulla,
Dunque rimessa dal fondo. E angolo! Longo va lunghissimo ancora, scontro, palla che rimane lì ed è 1-5, però questi palloni stanno facendo soffrire tantissimo i rosanero. E gioca la Fiora come quinto di movimento, insomma le stanno provando veramente tutti adesso i rosanero per tentare di recuperare il possibile, però veramente oggi sembra stregata la porta con una grande prestazione di Longo, ma anche i rosanero comunque stanno dando il loro perché oggi non stanno sicuramente giocando come sanno. Franco mette dentro per Gennaro, non arriva a calciare, lo fanno adesso da fuori e palla in out. Insomma il quinto può essere una tattica importante, anche intelligente, però insomma quest'oggi sicuramente la fortuna non sta girando per il rosanero. La Fiora, Vitiello, la Fiora per Franco, mette dentro, palla che non passa, o meglio passa ma non viene toccata da nessuno in maglia rosanero, e quindi Gennaro per la rimessa che è data al Club Olimpia. Lontana per paura in questo caso Pirrone, ma fa anche una scelta giusta. Gennaro apre per Franco, va sul destro, c'è la Fiora, non si appoggia, non l'ha visto forse, adesso Vitiello, nuovamente la Fiora, sempre Dante Vitiello, ancora capitale la Fiora, sembra veramente un replay della gara di andata, perché è andata pressoché nello stesso modo. Gennaro col fisico, gran lavoro, mette dentro Franco e palla fuori ancora una volta, non di molto. Poi Longo con un pizzico di esperienza, nonostante sia soltanto un classe 2003, guadagna secondi importanti. 2 gol sono arrivati, ricordiamo, con dei lanci in avanti e poi altri in contropiede, insomma gioco efficace quello del Club Olimpia, bisogna anche dirlo. Franco rientra, prova ad aprire, sbaglia, Dante Vitiello con il mancino viene murato, poi non riesce a calciare in maniera pulita. La Fiora, dopo il pallone servito da Di Chiara, vuole fare almeno un gol adesso primo sul fine andare all'intervallo per poi insomma rientrare in campo forse un po' meglio. Oggi veramente sembra tanto dura. Vitiello sbaglia il passaggio, palla che rimane lì, scontro con Grillo ed è rimessa per il Club Olimpia che entrato in campo anche Fiorentino per Di Chiara, se non abbiamo visto, no, Di Chiara in campo. Pressione alta di Franco, palla fuori, minuto 30 di gioco, insomma siamo già oltre, però c'è anche tanto da recuperare perché sono state diverse interruzioni. Fiorentino, la Fiora, uscito Vitiello nel frattempo anche per dare forse un pizzico di velocità in più con l'ingresso di Fiorentino. Franco mette dentro, la tocca Gennaro con la tibia e fa 2-5. E Gennaro è tornato bene in campo con 2 reti all'attivo. Fiorentino non la tocca, Gennaro si gira, questa volta male perché fa un buon intervento la difesa con Pirrone, poi Franco intercetta, Franco ancora, Longo, sempre un gatto, veramente che prestazione comunque oggi del portiere capitano, molto molto bravo, migliore in campo sicuramente della partita, poi fece il primo tempo con il risultato di 2-5, insomma una gara sicuramente negativissima per i ragazzi di Mister Gentile, con quest'ultimo che dovrà sicuramente intervenire durante l'intervallo per fare giocare in maniera diversa i suoi. Nel frattempo noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo qui in esclusiva il secondo tempo della sfida. A dopo! Sicuramente è stata una partita di livello, è chiaro che l'andamento della partita per chi l'ha vista abbiamo creato tante palle gol, forse in assoluto la migliore per intensità e per azione, per sviluppo, per le occasioni create, secondo me è la migliore partita che abbiamo disputato in casa. È normale che poi vincerla negli ultimi minuti c'è stata tanta sofferenza, però quello che era importante, come hai detto tu, era vincere
sarebbe stato magari un discorso diverso se avessimo realizzato la seconda rete, perché ne abbiamo create veramente tante. Poi all'unica occasione gol loro, diciamo, su un calcio da fermo hanno raggiunto il pari allo scadere del primo tempo. Sicuramente a livello psicologico è pesato, però i ragazzi devo in modo particolare elogiarli, perché fino alla fine non hanno perso la testa, hanno tentato in tutti i modi di agguantare il 2-1, ci siamo riusciti alla fine. Questo è un grandissimo segnale di grandissima personalità, perciò è un segnale che ci deve dare ancora più entusiasmo e già da domani, perché domani siamo qui al campo, perché giochiamo sabato e dobbiamo iniziare a preparare la prossima partita. Sicuramente ci godiamo questa vittoria, ma non faremo in tempo che già da domani penseremo alla prossima. Questa è la 6ª vittoria consecutiva rispetto al girone d'andata e siamo a +3 perché lì avevamo perso. Cioè, sicuramente un Gela diverso, un Gela che per atteggiamento, per qualità, per voglia è un Gela che esce sicuramente dal mercato più rinforzato. È normale che, come hai detto tu, non era facile, perché subire quell'1-1 sicuramente è stata una mazzata nella testa dei ragazzi. Sono andato a fine primo tempo, li ho tranquillizzati perché li vedevo, gli ho detto che la partita l'avremmo vinta. Chiaramente il risultato di 1-1 lo dovevamo in ogni modo metabolizzare, non pensarci più e andare al secondo tempo con lo stesso atteggiamento. I ragazzi lo hanno fatto e io penso che la vittoria è strameritata, anche se si è giunta negli ultimi minuti della partita. Quella è l'unica vera azione manovrata e gol del Misilmeri. Sapevamo che questa è una squadra che vive molto sulle ripartenze, e in quel momento della partita forse avevamo perso un po' di equilibrio e loro lì chiaramente sono ripartite. È normale che lì forse è svoltata la partita, perché lì siamo stati fortunati dopo quell'azione di Lavardera, la squadra ha capito che si doveva riequilibrare, abbiamo fatto anche i cambi per questo e con l'equilibrio, con la voglia, con l'atteggiamento giusto siamo riusciti a vincerla. Non ce n'è partita da sottovalutare, per me sono tutte finali, perché l'obiettivo è quello di provare a vincere tutte. È normale che è diventato un campionato emozionante, un campionato dove le due battistrada fanno punti, almeno per quello che mi hanno detto non sono risultati dagli altri campi. Per noi sono tutte finali, da domani inizieremo a preparare sicuramente un altro bel banco di prova, perché sappiamo che Castellammare in casa è una squadra che fa tanti punti. Loro erano partite anche forti, hanno trovato il gol, abbiamo rischiato anche di prendere il secondo, però poi abbiamo cominciato un po' a trovare le misure e abbiamo pareggiato. Poi nel secondo tempo diciamo che loro un po' si erano un po' disuniti, forse non si aspettavano la nostra reazione, però è una squadra che non molla come è la mia. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo, le squadre sono già in campo, manca il direttore di gara, insomma credo che la voglia da parte di entrambe le formazioni di vincere questo match sia veramente tanta, anzi utilizziamo un superlativo assoluto, tantissimo. Al momento vediamo il quintetto di Chiara, Gennaro, Fiorentino, Franco e Caleda, dall'altra parte invece Agugliaro, Colomba, Birrone, Scibilia con il portalongo. Al momento una grande partita da parte del Club Olimpia, che sta veramente facendo un match ottimo sia dal punto di vista dell'atteggiamento in campo, ma anche e soprattutto dal punto di vista tecnico-tattico, perché comunque ha sfruttato quelli che sono stati gli spazi lasciati del Palermo Futsal Club, con un po' di problemi di lanci lunghi, sicuramente non da calcio a 5, o meglio non, sicuramente per chi legge il manuale del calcio a 5 non trova degli schemi con una palla lunga e colpo di testa, però quest'oggi sta funzionando. In realtà è stato anche nella scorsa partita di andata, chiaramente, dove la formazione in maglia verde riuscì a neutralizzare i colpi del Palermo Futsal Club prendendone 6-7 ma facendone 8, e di conseguenza essendo in modo concreto. Nel frattempo il signore Graziano è ritornato in campo, sta controllando le due porte, serve veramente un atteggiamento super per il rosanero, perché al momento il Club Olimpia sta difendendo anche bene, con Longo che probabilmente è anche il migliore in campo di questa partita, con diversi interventi, uno su tutti la doppia parola su Gennaro, che sta veramente impressionante. Adesso fischietto in bocca, inizierà il secondo tempo, con i secondi 30 minuti serve una grande risposta per il rosanero, e adesso si ricomincia con Fiorentino che recupera il pallone di Chiara, nasconde una buona finta, Franco, sovrapposizione, va sul destro, si ferma, Franco ancora, centrale, Gennaro col tacco, si gira, va giù, non c'è nulla. Poi Longo,
Agugliaro alza il pallone di Chiara di testa, Fiorentino non la tocca, Colomba avanza, si ferma, sterzata palla sul secondo palo che calcia Cemelia, va addirittura fuori dal campo, però Palermo Futsal qui non deve concedere queste occasioni perché l'abbiamo visto, la concretezza del Club Olimpia è veramente tantissima, anche il quarto miglior attacco di questo campionato e si vede. Franco mette dentro, Di Chiara la tocca Longo, poi Gennaro non arriva sul tapin. Fiorentino sbaglia il passaggio, non è molto in giornata forse Fiorentino. Franco rientra, calcia, poi Di Chiara, buon lavoro, ci prova qui. Anche l'ultimo tocco. Con Colomba che alza Agugliaro, qui sul raddoppio. Fiorentino e Di Chiara. Molto bene qui su Agugliaro, insomma, se anche il capocannoniere di questo campionato un motivo ci sarà, ed effettivamente oggi lo sta dimostrando con una prestazione molto importante, non soltanto in zona gol, anche degli assist, insomma, partita un po' a tutto campo. Insomma, diciamo l'assenza di Chinnici si sente anche tanta. Franco di testa, poi Di Chiara, Sombrero tocca avanti, Di Chiara grande giocata, scambia, Gennaro la sponda per Fiorentino che calcia, qui forse Gennaro poteva anche calciare verso la porta girandosi tranquillamente, non l'ha voluto fare, servendo Fiorentino. Franco, adesso un po' troppo altruismo. Franco, Fiorentino, Franco ancora per la Fiura, si gioca col quinto adesso. Fiorentino allarga verso Franco, c'è il largo Di Chiara, si torna da Fiorentino, ancora capitano la Fiura. Fiorentino, così una filastrocca ormai sta diventando una serie di passaggi infiniti. Di Chiara mette dentro, Franco non la tocca, palla che rimane lì, Fiorentino la tocca, poi la Fiura allarga verso Gennaro, la tiene, non sa cosa fare, però poi cerca un traversone dentro, trova una deviazione, si torna dietro dalla Fiura. Fiorentino finta con la punta, Gennaro con il tacco e Longo si accartoccia su se stesso, poi non ne riesce a rilanciare subito. Va giù Scipiglia, non c'è nulla, ma non ha chiesto nemmeno il fallo, insomma. Sarà scivolato nel modo di controllare il pallone, era un po' con una coordinazione precaria, insomma. Non c'era chiaramente nulla, ma ripetiamo, lui stesso non aveva nemmeno chiesto lui nulla. Fiorentino con la Fiura, palla dentro, Franco calcia Longo ancora, molto molto bene, poi cerca il rilancio lungo e la Fiura con la coscia. E poi palla che non può tornare. Qui la Fiora molto lucido nel non prendere il pallone, infatti anche Guglielmo l'aveva segnalato, il dito di Carlo. Chiaramente se l'era già accorto, Gennaro ruba il pallone, buona giocata in mezzo a due, Gennaro ancora, Gennaro con un panzer. E Fiorentino. Ed è rimesso al fondo. Poi nel frattempo si continua un po' a perdere tempo, però il cartellino giallo non arriva mai per il Club Olimpia, questo fa un po' arrabbiare Mister Gentile che lo fa anche presente. Colomba, Fiorentino, Gennaro, brutto fallo da Agugliaro, fallo di reazione, brutto fallo qui del 10 che dopo aver perso il pallone ha dato un calcione, insomma, Gennaro. Entra anche il quinto di movimento con la Fiura. Poi Agugliaro partecipa a Gennaro, finalmente non un fallo cattivo, sicuramente da sanzionare di reazione, però magari non da questo punto di vista cattivo, ecco, insomma. Falli di gioco, insomma. La Fiura, Gennaro sbaglia, poi calcia verso la porta.
Il tempo passa ed è anche il peggior nemico di Rosanero perché minuto 35, è stato di 2-5. Fiorentino allarga, Franco apparecchia per la Fiora che potrebbe anche calciare la traversa, poi Franco in rovesciata e adesso tantissima sfortuna, ma che tiro ha fatto la Fiora, forse l'ha anche toccata Longo. Fiorentino cerca il passaggio, non passa, poi con i rimpalli un po' a sfondare ciò che può, anche ciò che non può in questo caso, e poi la Fiora. Vediamo cosa crea. Fiorentino apre per Franco ancora, il Longo prende pure questa, batte pure la porta. Fiorentino per la Fiora, vediamo se calcia, non lo fa. Fiorentino, la Fiora ancora allarga, Gennaro mette dentro, Chiara! 3-5 e risultanza per Andrea Di Chiara che contiene il momento d'oro. Adesso vediamo perché in panchina per Rosanero ci sono dei cambi importanti. C'è Pisani, ad esempio, che dovrebbe fare il suo ingresso a momenti. Agugliaro per Scibilia, Pirrone in verticale per Agugliaro, fa un grande lavoro, ma ancora una volta lotta con Di Chiara, poi Franco, buon lavoro Franco, si allunga però troppo il pallone, poi tenuta molto evidente, forse un po' troppo, giallo anche per Scibilia, poi Agugliaro un po' cerca di allontanare il pallone, non ci riesce. C'è un cartellino giallo, quindi non si può battere velocemente perché bisogna attendere il fischio da parte del direttore di gara che arriverà probabilmente adesso, come qualche istante. Ma Fiorentino, ma c'è anche Franco vicino. Questa è veramente una gara molto complessa per il Rosanero. Mancano però 2 gol da recuperare per eventualmente pareggiare questa sfida. Fiorentino per Franco, secondo palo Longo, ancora prende pure questa. Che partita per Longo. Poi Franco in dietro da Calì. Sicuramente non abbiamo dubbi sul migliore in campo. Di Chiara avanza, Fiorentino non prende la porta, Gennaro voleva forse un colpo di testa, ma dicevamo anche prima nel gol del Club Olimpia, ecco questo insomma non è un qualcosa diciamo di tipico nel calcio a 5. Lui è stato proprio il Club Olimpia con un gol. Franco nasconde il pallone Longo, la porta per Gennaro, Franco ancora salta, l'uomo attraversa, testa ancora, Rosanero Franco, la testa, non è sicuramente la sua giocata, ma va bene lo stesso 4-5. Però Longo aveva preso pure questa, ma nel frattempo anche un po' di sfortuna con la traversa sul tiro di Franco. Adesso c'è veramente un frastuono impressionante al Toccia. Mister Gentile sta gridando con tutto se stesso. La Fiora, Fiorentino per la Fiora, vediamo cosa crea il capitano. Fiorentino apre, Franco e la palla non passa, l'aveva anche messo in controtempo il portiere qui, ma non è bastato. Fiorentino di testa, Di Chiara, questo scontro con il ne è entrato Cuffia, anzi Cuffia, e per rimessa per il Club Olimpia. Pirrone si gira Franco con buon contrasto. Che partita di Franco, no? Non è nemmeno la prima volta, poi da dietro a Gugliaro e qui tantissimi dubbi perché sto anche per fischiare, per Fiorentino sul pallone dritto, c'è Franco in avanti, riceve il pallone, Franco ancora lotta col fisico, Longo. È veramente diventata una guerra questa partita, con tanti interventi di Tegara, stava anche fischiando su Agugliaro che aveva commesso fallo, però ha deciso di continuare. Tanti dubbi però, fischietto in bocca l'aveva anche messo però. Fiorentino, buon dribbling su Agugliaro, prende anche il calcio, però non c'è nulla, poi calcio da fuori Pirrone, però
Anche qui tanti dubbi, sembrava potesse esserci il fallo, però si era anche fermato Agugliaro stesso nel frattempo, magari consapevole di aver commesso fallo, forse anche un po' impaurito dalla doppia ammonizione possibile, però è stato nemmeno fischiato. Franco ancora calcio! Franco! Sotto le gambe di Longo! Ed esulta davanti a Belardi, davanti a Chinnici, davanti a tutti! Ed è 5-5! Adesso bisogna veramente giocare sui nervi questa partita, mancano 20 minuti, 5-5, è stata ripresa, ma adesso bisogna fare ancora di più, perché non basta. Di Chiara la tiene lì, lotta Di Chiara ancora, Franco esce sempre fuori, Franco ancora indemoniato oggi, Franco, rimessa laterale. Fiorentino si continua con il quinto, insiste mister Gentile. Fiorentino per la Fiura, sbaglia quel passaggio con Agugliaro, è mosso durissimo, poi la Fiura commette fallo ed è doppio giallo e rosso, doppio giallo e cartellino rosso per Capitan La Fiura, per Capitan ed è anche doppio giallo e rosso per mister Gentile. E qui veramente si complica tantissimo, perché contro l'Altofonte mancheranno sia la Fiura sia Fiorentino che mister Gentile, insomma veramente incredibile ciò che sta succedendo oggi in campo. Adesso si giocherà in 4 con Fiorentino, Gennaro, Franco e Di Chiara. Con Pirrone. Sei riuscito con le spelle, sei riuscito. Nel frattempo Di Chiara entra in campo con Gennaro fuori, quindi Di Chiara, Franco, Fiorentino, un quintetto, anzi un quartetto con Cali tra i pali, chiaramente molto veloce per cercare di coprire un po' tutti gli spazi, ma non è facile. Pirrone facciamo il pallone adesso, poi Agugliaro, Cali fa prendere qualche spavento, poi Di Chiara si gira molto bene qui Di Chiara in avanti, Di Chiara sempre per Franco, la tocca Franco, Longo, Franco! Ed esita con tutti, Nazareno Franco, tripletta, che partita! Ma che giocata di Chiara nel frattempo, che ha portato a spasso praticamente tutti, ma non muore mai Palermo Futsal Club e fa 6-5 contro tutto e contro tutti. Frattempo Fiorentino è rimasto giù. Cufia per Pirrone che avanza, c'è adesso Pirrone per Raneri con il mancino Cali. Che paura però, perché con i piedi è andato anziché con le mani. Grazie, poi verso Franco, la tocca in campo, sembrava in campo in realtà, però non per il signor Graziano che era molto vicino. Graziano, Franco per Di Chiara, Di Chiara lotta ancora ed è rimessa Agugliaro. Raneri, doppio passo, palla che passa, libera Pirrone che può mettere dentro questo secondo palo, essere divorato. Cufia dentro Gennaro, sono terminati 2 minuti. Di Chiara si concede un dribbling di troppo, però è rimessa Rosanero, però
con Franco, minuto 45. Franco ne approfitta anche per allacciarsi gli scarpini. Fiorentino, palla lunga per Gennaro che vuole girarsi, buon lavoro, casca giù, ma si continua, non c'è nulla. Poi cerca un calcio di punizione, poi con esperienza lo guadagna. Da Fiorentino però. Questo è calcio, perché potrebbe essere interessante vederlo andare direttamente lì verso la porta. Nel frattempo è pronto a entrare anche Nicchia, giovanissimo, tante belle prestazioni quest'anno, insomma. Andrà Gennaro, uno schema, adesso Fiorentino, Gennaro sul primo, con il sinistro, non è preciso come con il destro, palla fuori. È tornato molto carico Gennaro, vuole riprendersi il proprio Palermo Futsal Club, lui che è stato il miglior marcatore lo scorso anno insieme a Vito La Fiura, con 29 gol per entrambi, 29 e 29, insomma, 58 in 2, non male. Adesso ne ha fatti 8 con quelli di oggi, 10. Sono stati 2, vedevo giù di Chiara, ma si continua con Longo. Cufia mette dentro il pallone, Cali scivola e poi Di Chiara allontana, ma era già in calcio d'angolo. Infatti Cali non dice nulla, dice hai ragione arbitro. Fuori Di Chiara, dentro Nicchia, un po' stanco, ma adesso bisogna anche riprendersi un po' quelle che sono le forze per fine di partita. Gennaro, passaggio per Franco, c'è Nicchia, servito adesso Nicchia, avanza Nicchia e segna pure questo, l'avevamo detto, Alessandro Nicchia, 7-5. Per questo siamo qui, per questo. Dai ragazzi, dai! Adesso viene chiamato un time out per cercare di riprendersi un pochettino quelle che sono le energie in campo. Il risultato non è positivo per il Club Olimpia, era sopra con un grande primo tempo, poi la squadra di Mista Gentile è tornata veramente più carica che mai nella seconda frazione. C'è Fabio D'Alessandria, il DS, non direttore sportivo, ma per cui viene chiamato dai ragazzi per il suo attaccamento alla squadra, con mister Gentile che invece è fuori, ricordiamo, per l'espulsione. Insomma, non gli permetterà di stare in panchina nemmeno contro l'Altofonte, insomma. Così come La Fiura, che è stato espulso per un doppio giallo sicuramente corretto. Un po' sfortunato, chiaramente. Cufia, centro, anticipo di Fiorentino, poi Gennaro lotta su tutti i palloni, Pirrone, alla sbagliata la Scibilla, Gennaro lotta e fa vedere perché la sua assenza era tanto pesante, poi voleva anche un... Poi forse Scibilla che fa atteggiamento di troppo, poi sicuramente Fiorentino non l'ha toccato, perché Fiorentino non l'ha toccato qui. Però non ci siamo accorti se Scibilla ha fatto qualcosa a Gennaro, però sicuramente sta fingendo, lo possiamo dire, perché solitamente cerchiamo di dire le cose come stanno. Sicuramente cerchiamo di... C'è un rosso per Fiorentino, ma non ha fatto nulla. Rosso per Fiorentino, ma non ha fatto nulla, però qui. E Scibilla sta facendo una scenata incredibile, perché poi magari riguardiamo le immagini e forse cambieremo idea, però almeno da qui Scibilla ha fatto una scenata impressionante, lo diciamo, perché almeno da qui non sembra esserci stato nulla. Sicuramente Fiorentino non ha fatto nulla e qui veramente si può veramente rovinare una stagione, perché bisogna vedere anche quello che verrà scritto poi nel taccuino del direttore di gara. Sicuramente
Poi c'è anche qualche altra scaramuccia. Insomma, momenti con tanto nervosismo. Ripeto, bisogna riguardare le immagini perché c'è anche Pisani a fare da pacere fuori. Adesso non si sta più giocando. Fiorentino era già stato ammonito, di conseguenza avrebbe saltato l'altofonte, ma adesso con un rosso diretto chissà quante ne possa saltare. Insomma, bisogna capire. Rosso sicuramente anche per Scipilia, abbiamo detto, era su Gennaro, poi era momentaneamente ferma. C'è veramente tanto nervosismo, è un peccato perché è veramente una partita bellissima al momento. Nel frattempo Lopez si sta riscaldando. Minuto 52 però non si gioca veramente da tanto. Sarà calcio di punizione, con Gennaro si gioca in 3 contro 3 per ora, insomma, divertente dal punto di vista del commento, perché insomma ci aspettiamo tanti spazi lunghi, però insomma, calcio a 5 si chiama in questo modo perché si gioca in 5. Vederlo in 4 contro 4, magari divertente, possa essere in un certo avviso, poi insomma, non è del regolamento. Tra Gennaro nel frattempo anche Vivarelli molto arrabbiato dice a Scipilia di dire la verità. Insomma, le immagini ci sono, poi sta a voi giudicare. Da qui abbiamo visto qualcosa, però a Franco di Potenza, palla fuori, dicevamo le immagini stanno a voi, insomma giudicate voi. Noi a prima avviso abbiamo visto, sicuramente non ci siamo accorti di Scipilia se dovesse aver fatto qualcosa, questo non siamo sicuri chiaramente, quindi non possiamo dirlo, però sicuramente possiamo dire che Fiorentino non ha fatto nulla. Però poi Franco va giù, nicchia calcio, ma calcio di punizione, quinto fallo. Sarà quindi calcio di punizione con Gennaro che dice batto io. Gennaro vuole calciare però. Va Gennaro con Potenza, palla fuori. E Longo subito a velocizzare da capitano, da leader di questa squadra. Poi Gennaro lotta anche in fase difensiva, molto utile. Nicchia, va giù, non c'è nulla. Gennaro intercetta il pallone, può lanciarsi con un dribbling molto complicato, sbatte però, poi si autolancia, insomma. E poi la tocca il tecnico, un po' sfortunato. Ed è giallo. E tiro libero perché è un fallo. Andrà Gennaro che vuole la tripletta. Minuto 55, va Gennaro. Vediamo se la chiude Gennaro, che potrebbe farlo adesso. Ma parlare di partita chiusa quest'oggi è veramente difficile.
Va Gennaro! È Longo, è bravissimo ancora una volta. Che prestazione, poi la riprende di grado fortuito il direttore di gara. Siamo d'accordo però, perché era un modo per spazzare il pallone. Vabbè, 7. Poi così prima vuole il calcio posizione e poi si rialza, però il contrasto con Gennaro però c'è stato comunque. Calcio da fuori, nicchia, questa volta è fallo di Gennaro, che però è già ammonito, comunque insomma non si può rischiare tanto. Infatti fuori Gennaro, dentro Pisani, perché non si possono rischiare altre espulsioni. Oggi insomma abbiamo capito che il metodo di giudizio del direttore di gara è molto, molto fiscale. Andrà a Gugliaro, uno schema, no, invece verso la porta, palla fuori. Franco. Taglia, Pisa. Franco, buona giocata, va sul destro, palla fuori. Ha incrociato non benissimo qui. Franco in anticipo da centrale, praticamente non è il suo ruolo, ma lo fa bene. Poi lotta con la numero 20 oggi. Franco, insomma. Non ci siamo accorti del cambio di numero, quello che solitamente è di Catania. Palla ancora dentro, può calciare, vediamo, calcio adesso, Cali blocca, poi Aguilar ancora, e Cali fa un miracolo assoluto, però forse la tocca per ultimo Pirrone, no, non la tocca Pirrone, tocca Cali. Andrà Aguiaro per Pirrone dietro, buona gara per il 27, Aguiaro. Dentro Raneri e Lopez. Il primo pallone toccato da Lopez, nicchia, Pisani, le finte, salta l'uomo nettamente, che giocata di Pisani, ancora Pisani per nicchia, Raneri, molto bravo, si riparte in contropiede, in avanti, Raneri ancora, allarga, Pirrone mette dentro, secondo palo, Gugliero attraversa, Bravo, e poi Pisani, con un gioco di prestigio, perde il pallone, Gugliero, mette palla fuori. Cali, per nicchia a testa, precisissima di Raneri. Poi Pirrone chiede un cambio, molto stanco, ma una grande partita per lui. Raneri, palla dentro per Agugliero, poi va a ridalla di nuovo, ancora Raneri in testa, e Cali blocca, nicchia, Pisani, buon lavoro, Franco. Guarda tutto. Ancora sceglie l'interno, Franco, che giocata, Franco, è Longo, la blocca, ma che giocatore Nazareno Franco. Minuto 59, Raneri vuole il mancino, si vede, infatti Franco si mette lì sulla strada, poi forse lo tiene ed è tiro libero. Vai Ale. Poi va a chiedere subito scusa, non già su sportività chiaramente. Andrà nicchia. In precedenza l'ha calciato Gennaro, non benissimo, adesso va nicchia. Incitato alla porzione di pubblico e di dirigenza, chiaramente va nicchia e Longo prende pure questa, poi con la mallontana Franco sbaglia perché qui contrasta bene Aguiaro, però è rimessa laterale. Pisani sbaglia tutto, Pirrone, Aguiaro non c'è nulla, si continua e invece c'è qualcosa, perché calcio di punizione. Grillo, poi ha fatto bene il suo lavoro perché ha fatto salire i suoi. Ha giocato poco Grillo in realtà, però per quello che ha giocato insomma non è stato nemmeno negativo nel suo modo di giocare. Nel frattempo dentro Raneri, qui nasconde il pallone, buon lavoro Raneri sul fondo, Franco ancora, minuto 60, 2 minuti di recupero. In realtà ci aspettavo forse qualcosa in più. Vai, Pisa.
Lì va lunghissimo per Pisani, l'aggancia, non l'aggancia invece Pisani. Poi Agugliaro, Franco, lotta ancora e prende l'ennesimo pallone, poi forse si aiuta con le mani Agugliaro che sbaglia sotto porta, però probabilmente c'era forse un fallo però. Calì va lungo. Raneri, buon lavoro, manca un minuto alla fine. Regala il pallone, nicchia, se la tiene lì, nicchia ancora, nicchia. Cerca un nettaversone. Ottiene un corner, forse il massimo da lì. Franco, aggancio da urlo. Franco. Poi Calì. Vediamo se allunga il campo. Mancano 30 secondi. Neri col petto molto bravo qui. Poi Pisani. C'è Nicchia, riceve adesso ma non ne riesce a partire. Grillo nasconde il pallone molto bene. Poi Gugliano lotta con Lopez, fa buon lavoro. Mancano 5 secondi e poi va bene così. Vince in rimonta il Palermo Futsal Club con il risultato di 7-5 dopo una super partita, forse un po' troppe espulsioni. Ma intanto il risultato è di 7-5. Una prestazione super da parte della squadra di Mister Gentile, non il primo tempo, sicuramente il secondo. Però c'è veramente tanto da rivedere perché adesso le espulsioni peseranno tanto per le prossime partite. Noi intanto come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisir è tutto, vi ringrazio, alla prossima.